Benvenuti amici sportivi amanti del calcio giovanile. Giuseppe Milanese per la Wii Sport dal Comunale Zigari di Barcellona vi racconterà della settima giornata del campionato giovanissimi regionali Girone D. Ad affrontarsi saranno la Promosport Barcellona, penultima in classifica con 4 punti, ed il Città di Messina, primo, insieme alla Pattese con 15 punti in classifica. Nell'ultimo turno i ragazzi di Mister Fiumara hanno vinto contro il comprensorio del Tirreno con il punteggio di 3-1. Oggi l'unico obiettivo è la vittoria, con la speranza che la Pattese compia un passo falso. Adesso andiamo a vedere con l'aiuto della nostra grafica le formazioni che scenderanno in campo. Prima è apparsa quella della Promosport Barcellona, adesso vediamo quella della Città di Messina che si schiererà con Forestieri tra i pali, sulla linea difensiva Santa Paola, Lopresti, Tramacere e Maesano, centrocampo formato da Cannata, Venuti, Maceli, Mangano e Majorana, unica punta Simone Spuria con il numero 9. Andiamo a vedere con le nostre immagini anche l'allenatore, che sarà Pasquale Fiumara per il Città di Messina e Giovanni Maio per la Promosport Barcellona. I ragazzi di Mister Fiumara in questo Girone D del campionato di giovanissimi regionali stanno dominando e l'unica speranza è appesa al passo falso della Pattese per conquistare la vetta solitaria. Arbitrerà il signor Nigrelli della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Entrambe le squadre adesso si schiereranno sulla solita linea per il duplice fischio dell'arbitro. Saluti al pubblico e stretta di mano tra i due capitani per decidere su quale campo e chi avrà il primo tocco sul pallone. Adesso si scambiano il saluto entrambe le formazioni e vedremo che il solito rito del Città di Messina che scarica la grinta così e si parte. Promosport Barcellona che attaccherà da destra verso sinistra in maglia bianca, Città di Messina che attaccherà da sinistra verso destra in maglia rossa. La prima occasione della gara è per la Promosport Barcellona, che calcerà questo calcio di punizione con il numero 8 De Pasquale, palla che finisce troppo larga, quindi che non può impensierire l'estremo difensore della Città di Messina, e risponde subito con questa incursione del numero 7 Venuti, che prova a mettere la palla in mezzo per l'attaccante Spuria, ma ritarda l'appuntamento per pochissimi secondi con il pallone. Città di Messina che prova subito a rispondere sui colpi del Barcellona e con questo cross di Santa Paola per il solito Spuria appoggia per il numero 10 Mangano, che calcia in porta ma trovano ribattute, calcia di nuovo in porta e la palla finisce alta alle spalle di Miano. Numero 10 Valerio Mangano, che calcerà adesso anche questo calcio di punizione dalla tre quarti campo. Calcia Mangano ma destro debole e Miano blocca in due tempi la palla e fa ripartire così un'azione della Promosport Barcellona che viene subito fermata dal numero 8 Maceli, che mette la palla in mezzo per il numero 11 Majorana, che calcia di prima intenzione in porta ed è 1-0 vantaggio per il Città di Messina. Nicola Majorana, il capitano, sblocca così il risultato al Comunale Zigari di Barcellona. Giovanissimi della Città di Messina subito in vantaggio. Il gol del capitano, che sicuramente verrà elogiato dai compagni, lo andiamo anche ad apprezzare con il replay. La splendida apertura di Maceli che innesca con un sinistro chirurgico Nicola Majorana, che deve solamente appoggiare in porta. E sarà questo sinistro ad incrociare della Promosport Barcellona dell'esterno in maglia bianca, che prova a pareggiare i conti ma la palla esce di poco a lato e sarà ancora una rimessa laterale della Città di Messina per il numero 9 Spuria in aria, che calcia troppo alto e non trova il vantaggio. Andiamo adesso a vedere un'immagine sul numero 8 Maceli, uno dei più piccoli dei suoi, che finora si sta dimostrando
veramente implacabile. E adesso apertura di Spuria per Venuti che calcia in porta, la palla sembra entrare, ma miracolo di Miano che getta con la manona il pallone sulla traversa. Grandissima parata di Miano, il tocco di Venuti non è bastato, lo andiamo a riapprezzare con il replay. Grandissimo gesto tecnico dell'estremo difensore della Promosport Barcellona che evita il doppio vantaggio del Città di Messina. Ancora ripartenza della Promosport che viene fermata prontamente dal difensore del Città di Messina che imbuca la palla per Majorana. Ancora Majorana, calcia in porta ed è il solito Majorana e trova la doppietta personale. Raddoppia così il punteggio. Promosport Barcellona 0, Città di Messina 2. Doppietta del capitano. Ancora una volta il solito schema, palla in profondità e l'attaccante mette la palla con il tap-in vincente che vale la seconda marcatura di oggi personale per Nicola Majorana. Grandissima incursione e destro angolato dove non può nulla l'estremo difensore Miano che precedentemente aveva negato il doppio vantaggio. Grandissima prestazione dell'esterno sinistro del Città di Messina. Adesso Promosport che prova a reagire con questo destro debole e ne fa preda subito Forestieri che rilancerà il pallone per i compagni. Ancora Promosport Barcellona che prova ad attaccare, ma sarà su questo pallone sporco che il Città di Messina concluderà la prima frazione di gioco con il risultato di 2-0. I ragazzi di Mister Fiumara finora impeccabili su tutti i punti di vista. Promosport assente finora in campo. Vedremo come scenderanno in campo, con quale piglio soprattutto entrambe le formazioni. Si riscaldano nel frattempo i ragazzi in panchina con la speranza che possano giocare qualche minuto, qualche sprazio di questa partita. Rientrano sul rettangolo di gioco entrambe le formazioni e si parte con la seconda frazione di gioco. Si invertono le manovre d'attacco ed è subito calcio di punizione per il Città di Messina procurato dallo stesso numero 11 Majorana che calcia in porta questa punizione a giro ma debole il tiro. Miano si fa trovare subito pronto, rimessa laterale del numero 6 Cannata che prova ad imboscare Spuria che calcia in porta, ma Spuria quest'oggi una prestazione opaca e prova così a cercare il gol ma non ci riesce. Adesso prima sostituzione del Città di Messina, esce il numero 6 Cannata ed entra il numero 15 Catalano e si va a posizionare nella posizione di terzino sinistro il numero 15. Ancora la Promosport Barcellona che prova a calciare in porta ma la palla finisce altissima e non è sicuramente questa l'azione che porta al gol della Promosport. Un'altra sostituzione per Mister Fiumara, esce il numero 3 Lopresti, entra il numero 13 Guglielmo. Seconda sostituzione per il Città di Messina che conduce la gara con il storico di 2-0. Adesso ancora una grandissima palla di Maceli che prova ad imbucare per Majorana, calcia in porta ma trova la risposta di Miano che si esalta e va a richiamare a dovere suoi girandola di cambi. Esce il numero 2 Santa Paola ed il numero 7 Venuti. Andranno in campo il numero 14 che è Panarello per il Città di Messina e il numero 17 che è Denaro, che è subito Denaro a procurare la palla sull'out di destra, mette in mezzo ma ancora Spuria ritarda l'appuntamento con il gol e allora la Promosport Barcellona allontana questo pallone. Risultato ancora fermo sullo 0-2. Ancora sostituzioni, esce anche l'estremo difensore Forestieri ed entra Frisone. Entrano in campo anche 4-8 e Di Maggio. Città di Messina che così esaurisce i cambi e fa girare tutti i giocatori disponibili. Eccoli inquadrati i nuovi entrati. Punizione adesso del numero 10 Bucolo del Promosport che viene sporcata dalla barriera ma si fa trovare pronto subito alla prima occasione Frisone e blocca la palla così.
Ancora Promosport e calcia in porta, e ancora Frisone si esalta su questo sinistro magico che trova la sua risposta pronta, che non fa rimpiangere assolutamente il proprio compagno Forestieri. Abbiamo riapprezzato il gesto e sarà ancora Città di Messina con questa imbucata per Majorana, ancora Majorana, si porta la palla sul destro, Majorana vede uscire il portiere con il grandissimo pallonetto, il grandissimo gol e tripletta personale di Nicola Majorana, infermabile quest'oggi. Alla vigilia della gara forse non si doveva trovare neanche in campo, vista l'influenza che l'aveva portato fuori dal rettangolo di gioco, ma sembra non avere niente, e quest'oggi ripaga la fiducia del mister con la tripletta personale e il 3-0 della Città di Messina. Il capitano Nicola Majorana, infermabile quest'oggi, grandissimo gol riapprezzato con i replay, ma questa volta però l'estremo difensore Frisone sta per combinare un pasticcio che viene fermato poi con un intervento del direttore di gara che sancisce un fallo in aria, e sarà ancora l'ultimazione della gara, quella di Macelli, che prova la gioia personale dopo una prestazione esaltante, ma gli nega la gioia del gol Miano, e su questo tiro di Bucolo finisce così dal Comunale Zigari. Promosport 0, Città di Messina 3, giovanissimi regionali della Città di Messina che si piazzano adesso in classifica con la speranza che la Patese abbia fatto qualche passo falso. E da quest'oggi è tutto, da Giuseppe Milanese per la Wii Sport, alla prossima!